Ed eccoci qua, carissimi amici, niente, dobbiamo fare un filmato conclusivo anche perché sono quasi le 12:30 di sabato, qua ci hanno tenuto aperto sabato per noi. 10 dicembre. Sabato 10 dicembre, così sono dei malati. Sono dei pazzi che arrivano qua in una rivendita a mezzogiorno e ci passano. Dei bracconieri della ruggine. Ed eccoci qua, cari amici, vi mostriamo questo bellissimo 160 3 assi, molto bello. Aveva una gru che è stata venduta. Sì. Era dotato di gru, venduta e niente, cari amici, portiamo a casa anche questo, chissà il suo destino, se qualcuno non viene a prenderlo, cosa potrà esserne, insomma. Sarebbe anche questo per me un camion da raduni storici. Poi ricordo sempre che il camion Fiat cabina H sono sempre poi i camion della mia epoca, e insomma ragazzi, spettacolo, o no? Poi dico sempre spettacolo, ma insomma per me sono spettacolari, tracce di storia, guardate qua carissimi amici. Altro che lo spettacolo in TV. Ed eccoci qua, insomma. Questo è lo spettacolo. Altro camion, un bel 3 assi qua, insomma. Ripeto, tutti quanti in questo momento sono ai mercatini natalizi o a fare shopping, acquisti vari. Il Marvin con Filippo è qua, nella pazzia più totale, a caccia di camion arrugginiti e tutto, ma l'importante è portare a casa storia prima che venga tagliata, ragazzi. Il Marvin, abbiamo detto, dato che veniamo in queste parti facciamo il possibile, e difatti il nostro obiettivo comunque pomeriggio è quello di andare a filmare un vecchio Alfa 950 e niente, insomma ragazzi, guardate qua, spettacolare Fiat 160, il profumo c'è ancora di quegli anni. Niente, lo dedico qua al mio amico Giuliano che so che lui è un amante dei dettagli e insomma il giorno del suo 70° compleanno. Esatto, caro Giuliano, dai, ti voglio dedicare questo camion nel giorno del tuo compleanno, che è stato un po' ieri. Caro Giuliano, il camion tutto per te, lo so che te sei più da 682, da 650, da 643, insomma, però anche questo dai, è sempre un bel 160. Carissimi amici, qua il Marvin vi saluta, ringrazio qua anche il ragazzo che ci ha dato la possibilità di fare questo filmato. E niente, questo qua sarebbe stato un camion da segnalare al buon Antonio delle zone di Salerno, insomma io non è che ti dimentico, Antonio. Ed eccoci qua, cari amici, 160, bellissimo. Qua il Marvin vi saluta, insomma l'abbiamo filmato, e niente, saluto anche l'amico Matteo della demolizione Rigotti, insomma lo voglio ricordare in questo filmato. Ciao a tutti e a presto, cari amici, anche il mio amico Alessio Ricorchiano e il buon amico Alessio Rocca. Ciao a tutti e a presto.